Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitav. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Una nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Non vogliamo parlarvi di tacchini, ma vogliamo parlarvi di aglio. Siamo a Grignano nel Polesine e siamo venuti a vedere la situazione dopo 2 anni. Pensate, nel 2018 siamo venuti qui a scoprire la produzione dell'aglio, mentre adesso siamo tornati da Giuseppe Beretta per capire invece come sta andando il mercato dell'aglio, perché a noi risulta, Giuseppe Beretta, buongiorno, che il mercato non sia proprio dei migliori per quanto riguarda l'aglio qui nel Polesine. È un po' sofferente, diciamo, perché non è facile, perché è dentro a un meccanismo che è un po' particolare. Poi diciamo che è sofferente anche perché anche voi avete avuto un'annata, insomma, non delle migliori, tanto è vero che dovete ancora piantare certe cose. Sì, dobbiamo fare i conti con il clima. Il clima, noi abbiamo iniziato a piantare, per fortuna che siamo riusciti a piantare il 90% e oggi se riusciamo facciamo l'altro 10%. Ed è un prodotto particolare perché è una DOP, questa è una DOP, l'aglio bianco del Polesine, giusto? È l'aglio bianco polesano, questa è la nomenclatura giusta. Storicamente proprio noi abbiamo scoperto, quando abbiamo fatto la DOP per fare la ricerca storica, che già dagli Etruschi qua c'era l'aglio. Proprio di aglio, della difficoltà di portare, diciamo, in tavola, ma soprattutto di produrre l'aglio, parleremo in questa puntata, ma come sempre cominciamo con i titoli. Il maltempo che ha ritardato la semina e i mercati che guardano all'estero penalizzano l'aglio bianco del Polesine. Tra Cina e Spagna rischia di rimanere stritolata una delle DOP venete, la soluzione giovani e nuovi prodotti. Il flagello della cimice arriva anche alla Fiera Agricola di Verona. Centinaia i trattori attesi all'apertura della manifestazione, protesta nei confronti della politica che non prende provvedimenti contro questo insetto che colpisce oltre 300 vegetali. Servizio civile, cambiano le regole, si ampliano gli ambiti di impiego dei volontari anche in agricoltura di montagna e in quella sostenibile per un impegno giovane e più flessibile. L'agricoltura raccontata dai bambini. A Milano, per la 23esima edizione della Festa del Radicchio in piazza La Cia di Venezia, premia i lavori delle elementari. Sì, precoce e non tardivo, regala il radicchio rosso per San Valentino. Con questo slogan Beppe Fantin ci racconta la sua vignetta per l'appuntamento di gennaio con l'Agrifoglio. Ed ecco il trattore che sta seminando l'aglio. Siamo veramente in mezzo al Polesine, un territorio bellissimo nella sua particolarità. Giuseppe Beretta, però noi vediamo che qui il terreno è stato preparato, lì è già stato piantumato l'aglio, più in là, la Nicoletta fa vedere adesso, sulla sinistra, l'aglio invece è stato piantato a novembre. Come mai questo ritardo? Perché il clima non ci ha permesso di entrare, una bella sera si è messo a piovere e per tutto questo tempo non siamo più riusciti a ritornare in campo in situazioni quasi ottimali come stiamo vedendo oggi. Sono passati mesi, Sono passati mesi, purtroppo il periodo è stato così quest'anno. Com'è la vostra terra qui nel Polesine? Questo è un medio impasto, però c'è chi dice che è una terra difficile. Ah no, non è difficile, noi la conosciamo e conoscendola riusciamo a trattarla bene e che ci dia il massimo. Io ho circa 60 ettari e ne coltivo 120 perché altri 60 sono in affitto. Ecco, tra l'altro lei fa anche delle pratiche di sovescio, cioè bisogna voler bene alla terra perché la terra produca. Certo, perché ti ritorni questo bene, questo è un po'. Io faccio le pratiche di sovescio per cercare di mantenere la struttura del terreno, perché che non dilavi sostanzialmente. E poi ricordiamolo, si pianta aglio, però ci vogliono 5 anni poi, mi pare. Certo, una rotazione che l'ideale è quella di 5 anni perché non ci siano residui della famosa batteriosi e di altre marciumi. Nei 4
diciamo che qui avviene una rotazione di mais, soia, grano e poi orzo e poi ritorna l'aglio. Ma si riesce a stare in piedi? Ci proviamo. Va bene, adesso noi ci fermiamo per le notizie dell'agricoltura e poi proseguiremo parlando dell'aglio del Polesine. La cimice asiatica fa salire sulle barricate gli imprenditori agricoli di Coldiretti. Il 29 gennaio si presenteranno con migliaia di trattori a Verona, all'apertura di Fiera Agricola. In fiera l'associazione presenterà lo studio La strage aliena nelle campagne italiane. La manifestazione è organizzata per chiedere alla politica di intervenire veramente per i danni provocati alle produzioni. L'insetto polifago arrivato dall'Oriente colpisce oltre 300 diversi vegetali e sta mettendo in ginocchio interi settori produttivi, si legge nel comunicato, senza che siano state attivate misure di sostegno comunitarie adeguate a fronteggiare una vera calamità naturale. Dal 2021 sarà obbligatorio essere iscritti alla rete di lavoro agricolo di qualità per poter fornire la grande distribuzione organizzata. A darne notizia uno dei siti nazionali del settore agricolo, specificando che l'iscrizione non ha un costo diretto. È sufficiente farlo online attraverso il sito dell'INPS dopo aver regolarizzato tutte le richieste relative alla correttezza dal punto di vista del lavoro e delle normative vigenti. Dubbi sui tempi di applicazione da parte di alcuni rappresentanti degli agricoltori che, pur plaudendo sotto il profilo etico, sottolineano: la GDO chiede questa iscrizione alle aziende italiane, ma come farà con quelle estere? Loro potranno esportare ortofrutta senza alcun vincolo. Perché creare queste disparità? Servizio civile, cambiano le regole. Da nazionale diventa universale, la programmazione assume un respiro triennale e cambiano le regole di progettazione e di lavoro per gli enti con interazione anche nel mondo agricolo. Novità che riguardano in prima battuta le decine di enti pubblici, privati e del terzo settore del Veneto che stanno impegnando attualmente 1 migliaio di giovani volontari in progetti di servizio civile, ma che investiranno anche i giovani under 29 che verranno ammessi ai progetti finanziati dal Dipartimento Nazionale. Per quanto riguarda l'agricoltura, si ampliano gli ambiti di impiego dei volontari nelle zone montane e in quella sostenibile e si favoriscono le reti tra enti. Ed ecco le foglioline, questo è l'aglio che è appena spuntato. Giuseppe Beretta, aglio piantato quando? Per gli ultimi giorni di ottobre e i primi giorni di novembre. Ci teniamo a distanza perché non vogliamo pestare evidentemente il filare. Guardate la lunghezza di questo filare, qui parliamo di quanti ettari? Circa 10 ettari. Per una produzione stimata? Di 1000 quintali. Che saranno pronti a? Fine giugno, primi di luglio. Ecco, senta, ma come tutte le produzioni naturalmente sono un po' a rischio. Voi cosa fate? Utilizzate fitofarmaci, ad esempio nell'aglio, cosa succede? Noi nell'aglio facciamo una concia prima di piantarlo per la sanità e poi lo seguiamo passo passo per i trattamenti che li diamo solo all'occorrenza. Ecco, che cos'è la concia per chi non lo sa? La concia è una polvere dove viene reso un po' impermeabile lo spicchio perché non venga attaccato prima della nascita. Naturalmente tutte cose naturali. Cose naturali, sì. Qui esiste un biologico dell'aglio polesano? Sì, c'è un'azienda che fa biologico, una in provincia di Rovigo. Quindi c'è anche un disciplinare? Sì, certo. Ecco, perché ad esempio lei non fa il biologico? Ecco, diciamo che ci sto pensando, la mentalità è quella del verde, della sanità e soprattutto l'aglio va seguito come un bambino, diciamo quasi tutte le mattine in certi periodi bisogna venirlo a vedere. Bene, invece noi ci vediamo un servizio dedicato al radicchio rosso da Cevenezia con una festa che si è svolta qualche settimana fa in piazza Mirano, dopodiché un po' di pubblicità e poi proseguiremo questo viaggio nell'aglio polesano. Prima, seconda, terza, quarta, quinta della scuola primaria Dante Alighieri di Milano. Grande gioia per questi piccoli vincitori del concorso indetto dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori della sezione di Venezia. Il palco di Mirano, domenica 12 gennaio, era tutto per loro, nel corso della 23esima edizione della Mostra del Radicchio. Perché fate questo tipo di promozione? Fondamentalmente perché siamo convinti che
insegnare diciamo, il senso dell'agricoltura, il senso del produrre ai bambini sia fondamentale. Uno impara da piccolo che cos'è l'agricoltura, ma qualsiasi altra cosa è una cosa poi che porterà con sé per tutta la vita. È difficile insegnare a qualcuno una roba nuova a 60, a 70 anni, la capisce magari ma difficilmente la mette in pratica. I bambini, come tutte le cose, hanno una grande capacità di apprendimento e quindi saranno quelli che saranno probabilmente i sostenitori dell'agricoltura del futuro. Un appuntamento importante per il territorio, sia sotto il profilo enogastronomico e turistico, ma soprattutto economico, guardando le tante aziende agricole. La giornata di oggi è inserita nella rassegna di fiori d'inverno che è con la strada del radicchio, del quale Mirano è uno dei comuni protagonisti, che poi porta sistematicamente anche gruppi di turisti. Agricoltura che con il radicchio e il vino mette il Veneto in prima posizione tra le regioni italiane, e manifestazioni come questa diventano fondamentali per la promozione e il sostegno al settore. Sono momenti di divulgazione, di promozione dei nostri prodotti. Oggi tocca radicchio, ma è valido per qualsiasi altro prodotto, per cui momento di incontro tra chi produce, quindi l'agricoltura, gli agricoltori, e chi di fatto poi consuma i nostri prodotti diventa fondamentale affinché vengano conosciuti e vengano portati naturalmente sulle tavole dei nostri consumatori. Consumatori consapevoli sin da bambini, ecco il perché dei tanti premi messi in palio dalla CIA di Venezia. Per la cronaca il primo premio è andato alla scuola Dante Alighieri di Mirano con questa installazione. Tanti gli adulti a curiosare e ad acquistare prodotti della nostra terra, mentre i bambini con questi lavori hanno imparato ad apprezzare il radicchio. È buono col burro. È buono col burro? Sì. Sei sicura? Sì, lo mangio sempre. Un buon auspicio dai consumatori del futuro, mentre da CIA Venezia l'augurio è per un 2020 meno penalizzante rispetto all'anno appena trascorso. La nostra capacità, la nostra bravura nel produrre cibo di qualità troppo spesso non è ripagata da un prezzo adeguato a quello che è il costo per arrivare a un prodotto del genere. Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seed. Seconda parte di Agricoltura Veneta, come avete visto siamo tornati nell'AIA di Casa Beretta qui nel Polesine con i tacchini che ci fanno sempre compagnia e siamo sempre con Giuseppe Beretta per parlare di aglio polesano. Avete capito, c'è qualche problema insomma per quanto riguarda questo prodotto, però è anche una DOP, giusto? L'aglio polesano. Intanto perché siamo venuti qui? Perché voi andate avanti nella lavorazione anche se inverno. Stiamo lavorando e stiamo preparando del seme, l'ultimo seme che era rimasto da seminare, e stiamo facendo la lavorazione per la vendita. Parliamo di questa DOP che ha mi pare 20 anni circa. Sì, circa 20 anni dal momento che è nata e sta andando avanti, ecco, diciamo che potrebbe andare molto meglio secondo me, però le idee vanno con le gambe delle persone. Quindi insomma mi pare di capire che stenta un po' a prendere piede questa DOP. Sì, diciamo di sì. Eppure è un prodotto che abbiamo visto, stiamo vedendo adesso, è profumato in particolare, selezionato, che poi è una DOP determinata da una serie di selezioni, perché questo è un territorio per certi versi difficile. Certo, è un territorio difficile ma anche fertile, diciamo. Ecco. Quindi bisogna cercare di trovare le molle giuste per far riprendere l'agricoltura a guardare l'aglio in modo diverso, in modo produttivo, in modo non a far smettere gli agricoltori a piantumare l'aglio. Ecco, qui cosa state facendo in questo momento? Lo vediamo insieme a Nicoletta. Qui vediamo già degli spicchi, cosa succede qua? Sì, noi stiamo sgranando dell'aglio, l'ultimo aglio che c'era rimasto prima delle piogge purtroppo, è circa un 5% del terreno che abbiamo investito ad aglio, però lo piantiamo perché speriamo che poi il microclima ci aiuti un po', insomma. Per essere un seme perfetto deve essere
molto diciamo allungato, l'aglio deve essere allungato, lucido e sano soprattutto, e soprattutto sano. Va bene, adesso noi ci fermiamo un attimo, come sempre noi diamo la linea allo spezier per la tisana della settimana, dopodiché torneremo perché appunto parleremo di malattie dell'aglio. Oggi parliamo di una tisana da utilizzare nelle forme da raffreddamento, la stagione è tipica per cui era quasi un obbligo. Allora prendiamo 30 grammi di fiori di sambuco, 30 grammi di fiori di tiglio, 20 grammi di olmaria, sarebbe la filipendula il nome corretto, e 20 grammi di rosa canina. Facciamo una miscellanea e su un cucchiaio da minestra o anche un cucchiaio e mezzo ci versiamo sopra 150 ml di acqua molto calda. Lasciamo in infusione per quei 10-12 minuti, filtriamo e ne beviamo una tazza più volte al giorno. Queste piante sono di facilissima reperibilità in qualsiasi erboristeria ed erano usate fino a 15-20 anni fa, diciamo quasi quotidianamente dalle nostre nonne. Qual è il significato di questa tisana? Questa è una tisana che si utilizza come diaforetico, che significa stimola la sudorazione. Un'avvertenza la farei nelle persone che sono sensibili o allergiche all'acido acetilsalicilico, cioè l'aspirina, perché la Spirea ulmaria, la filipendula, come dicevo prima più correttamente, contiene salicilati, per cui queste persone sarebbe bene che la evitassero. Beh, buon auspicio il fatto che ci sia già il germe che a metà dell'opera, ha voglia di terra. Ecco, la sua stagione di piantumazione vera sarebbe? Ottobre-novembre. Poi adesso appunto abbiamo visto prima la piantumazione a gennaio, ma perché c'è stato qualche problema. Certo. Ci saranno problemi poi sulla produzione? Sarà ritardata oppure riprenderà nel tempo? Diciamo che qualche giorno ritarda. Quando è invece il momento di raccolta? A fine giugno, primi di luglio. Che poi noi adesso stiamo vedendo delle immagini che abbiamo girato nel 2018 proprio nei momenti di raccolta e di preparazione. Poi voi avete anche il problema delle malattie, vero, giusto? Sì, noi abbiamo il problema della fusariosi. È una malattia che si propaga all'interno della testa di aglio, nei bolbilli interni. Diciamo che col calore si propaga. E quindi quando poi uno compra la testa di aglio che però ha questo tipo di malattia, alla fine cosa si trova? Tutto vuoto? No, tutto vuoto no, però certi spicchi li deve buttare, non tutta la testa. Non si è ancora capito a livello mondiale, perché è una malattia a livello mondiale, non si è ancora capito esattamente da dove entra e che effetti fa. Tutto questo quanto va a incidere nella produzione, cioè la perdita di prodotto? Sì, diciamo che dipende molto dalle annate. Noi abbiamo capito che è dal microclima nel momento dell'essiccazione. Dipende molto dalle annate, va da un 5-6% che è quest'anno a anche un 50-60%. Ci fermiamo un attimo per i consigli di Adriano Favaretto, il giardino, e poi proseguiremo in questo viaggio, però cominceremo a parlare di economia. Allora, oggi trattiamo l'aglio e se in autunno non avete fatto tempo per questioni meteorologiche di piantarlo, perché come ricordate ha sempre piovuto, siete ancora in tempo di farlo sia per il vostro orto oppure per qualche gombina o per qualche culiera, oppure magari da mettere in terrazzo o su delle fioriere. Vedete qui che sta già germogliando, eccolo qui. Adesso riempiamo questo vaso con del terriccio già concimato, lo si porta in quota, lo spicchio abbia la parte della radice verso sotto, si pianta giù 4-5 cm, io li intercallo così come vedete e dopo a luglio magari si vede il risultato. A fine luglio si può fare la raccolta. Ecco qua un'altra spruzzatina di terriccio, una piccola annaffiatura. Questo potete esporlo tranquillamente in terrazzo, non serve coperto, non serve niente, insomma, come fosse sull'orto. Non serve solo per la cucina l'aglio, serve anche da fare dopo una macerazione
da fare un prodotto antiparassitario ed è estremamente ecologico, e quando andate a acquistarlo cercate di prendere aglio italiano, ma soprattutto che sia polesano. Per il raccolto ci vediamo alla fine luglio. Buon lavoro a tutti. Giuseppe Beretta, parliamo di mercati. I vostri concorrenti quali sono? A livello mondiale la Cina e a livello europeo la Spagna. Ecco, io ho letto anche che avete dei problemi per quanto riguarda soprattutto l'aglio verde. Perché? Perché ha una durata breve, una vita breve l'aglio verde, quindi una settimana o va consumato o va a male. Mentre quello che produce lei ha una vita molto più lunga. Certo, è un anno. Senta, ma allora come contrastare questi concorrenti che sicuramente hanno dei prezzi molto più bassi? Diciamo che noi ci distinguiamo sulla qualità e la durata del nostro aglio, e poi cerchiamo di differenziarsi con altri prodotti. Da 3 gusti che avevamo l'anno scorso abbiamo portato a 8 gusti l'aglio. In tutto questo l'associazionismo, ad esempio il consorzio, aiuta? La DOP sta aiutando? Poco diciamo, però ecco, confidiamo in futuro che possa essere sensibile anche a questa diversificazione del nostro aglio. Che futuro ha questo aglio, l'aglio polesano? L'aglio polesano, se è seguito a dovere dal consorzio, dai produttori soprattutto, che vadano a stimolare il consorzio e le strutture che seguono, potrà avere un grande futuro, un grande risultato. Poi naturalmente il futuro è in mano ai giovani. Sì, quello a priori. Però proprio per questo noi ci fermiamo per le previsioni del tempo e poi proseguiremo proprio parlando del futuro dell'aglio del Polesine. Gradualmente nelle ultime ore è iniziato un indebolimento dell'anticiclone delle Azzorre, i cui effetti sono stati evidenti: mancanza di piogge per lungo periodo e purtroppo inquinamento in pianura. Ora questa attenuazione è in corso e gli effetti sono stati evidenti già oggi, ma saranno evidenti anche nella giornata di domani. Cosa è successo? In tutta questa area in cui la pressione è livellata, area livellata vuol dire, in cui la pressione è livellata, vuol dire che la pressione non è mai altissima, anche se è al di sopra in questo caso della norma, però non è così forte come nel lungo periodo appena passato. Quindi vedete sistemi perturbati che percorrono con qualche difficoltà tutta l'area. Quindi abbiamo un primo sistema perturbato, quindi con precipitazioni non intense ma piuttosto diffuse, ancora domani mattina ancora qualche pioggia residua e poi tutto si sposta verso est. A seguire nei giorni successivi abbiamo ancora il passaggio aperto, vedete un sistema perturbato ancora ben organizzato sulla penisola iberica che si prevede già in entrata sul Mediterraneo. Tutto questo inquinamento che si è accumulato soprattutto in pianura per la presenza proprio dell'anticiclone, quindi che non ha permesso la dispersione proprio dell'inquinamento, con questa situazione viene a cadere in quanto affluisce area nuova che scalza quella vecchia e quindi c'è un ricambio. Quindi l'inquinamento si disperde in aree ben più vaste e quindi anche i valori calano fortemente. Quindi una settimana, ripeto, purtroppo la prossima senza pioggia e con una nuvolosità che interesserà quasi tutti i giorni. Per quanto riguarda il fatto anche straordinario, abbastanza strano, sono le temperature. Temperature che, come sapete, in questo periodo sono abbastanza basse, addirittura la leggenda ma anche la statistica vuole come il fine gennaio siano i giorni più freddi, no? I famosi giorni della merla. Ecco, quest'anno la leggenda viene smentita, anche la statistica, in quanto con questa situazione aria umida che affluisce farà sì che le minime saranno sempre sopra lo zero, il che è già strano per questo periodo, ma addirittura con 5, 6, 7 gradi in pianura. Le massime toccheranno in qualche modo, in qualche zona interna di pianura, anche i 10 gradi, quindi abbastanza anomalo anche come temperatura, e questo naturalmente è importante per l'agricoltura. E per le conclusioni ci siamo spostati alla scuola agraria qui a Rovigo. Giuseppe Beretta, perché ci ha portato qua? Perché sono venuto a prendere mio figlio. Ecco, appunto, perché vogliamo lanciare il futuro di questo territorio per quanto riguarda l'aglio, ma anche per quanto riguarda soprattutto l'agricoltura. Quale deve essere secondo lei? È quello dei giovani. Ma i giovani ci credono? Ma pare di sì, perché in questo istituto continua a aumentare il numero
degli iscritti, quindi è di buon auspicio. Bene, allora adesso insieme al papà andiamo a conoscere Simone Beretta. Ciao Simone. Intanto 17 anni, giusto? Giusto. Perché hai scelto di fare questa strada? Beh, innanzitutto per la passione e per l'azienda che proviamo a portare avanti, quella di famiglia. Sì, ma il tuo futuro dove lo vedi? Sull'aglio oppure su altre produzioni o anche sull'allevamento? Io spero di riuscire a portare avanti questa cultura che è autoctona del Polesine e di riuscire anche a ampliarmi su altri orizzonti, anche sull'allevamento, che ho abbastanza passione e mi piacerebbe aprire altre opportunità per l'azienda. Senti, molti tuoi compagni sono della tua generazione e viene chiamata la generazione degli emigranti perché sembra che il futuro debba essere sempre all'estero. Tu invece hai deciso di puntare sulla terra, sulla tua terra. Sì, io spero di riuscire a restare in Polesine e magari portare fuori questo prodotto che è di qualità e poterlo portare fuori dal Polesine e farlo assaggiare a tutti. 17 anni è orgoglioso di suo figlio, perché sentire queste cose da un 17 anni non hai tutti i giorni. Penso di sì, insomma. Va bene, allora con questo bello auspicio di un ragazzo, di un futuro dell'agricoltura, ma soprattutto di uno che ci crede nell'aglio, in un prodotto particolare e tipico del Veneto, si conclude questa puntata di Agricoltura Veneta. Come sempre l'ultima puntata del mese è dedicata al nostro agrifoglio con Beppe Fantin e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, Agrifoglio, ultima puntata del mese, tocca a me. Di cosa parliamo? Siamo a gennaio, massima produzione del radicchio di Treviso, quindi ho pensato di disegnare un mazzo di radicchio in occasione della festa di San Valentino. Lo slogan? Sii precoce e non tardivo. A San Valentino regalo un mazzo di radicchio di Treviso, anche perché è anche un regalo doppio, perché prima di appassire si mangia. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento all'ultimo sabato di febbraio. Ciao! In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.